Buon pomeriggio amici di Directa Sport, ben ritrovati sui nostri canali. Le immagini che vedete vi arrivano in diretta dal Pala Alberto Mura di Porto Torres. Noi qui per raccontarvi la seconda giornata del campionato di basket in carrozzina. È tempo di derby. Jazz di Porto Torres e Dinamo Lab si sfidano in una gara dal sapore più che speciale, con le squadre già in campo. Il GSD esordisce davanti al proprio pubblico, andando alla ricerca della prima vittoria del campionato. Quale migliore occasione del derby per provare a prendersi i primi 2 punti della stagione e a vendicare la sconfitta della prima partita contro Bergamo. Tanto mentre non eravamo ancora in cronaca, è stato letto un comunicato che ricorda Alfredo Marson, storico presidente della Briantea 84, scomparso prematuramente ad agosto. Presidente che umanamente e sportivamente ha significato tantissimo per questo sport. Ora passiamo alla cronaca della partita. Il risultato è ancora sullo 0-0 nonostante siano passati ormai quasi 90 secondi. Jazz di Porto Torres in campo con Simula, Dagamin, Dendianu, Puggioni e Lasrimaor. Per quanto riguarda la Dinamo Lab invece ci sono Estece, De Miranda, Claudio Spanu con Berdun e Lindblom a completare il quintetto a disposizione di coach Bisin. Squadre che sono cambiate tanto nel corso del mercato estivo, con Porto Torres che ha anche un nuovo coach, quel Malik Abes, che ha ben poco bisogno di presentazioni, in attesa di completare il roster con un paio di pedine in arrivo. Schiera già in campo qualche volto nuovo come Kadi Dandeneau o l'israeliano Radi Dagamin. Pedine che proveranno a fermare una Dinamo Lab profondamente mutata dal mercato estivo. In campo rispetto allo scorso anno vediamo giusto De Miranda e Spanu fra i titolari. Fuori ci sono anche Gaias Magri, 40 tra gli altri. Ma è il mercato dei sassaresi che ha fatto tanto rumore. Sono arrivati giocatori di primissima fascia. Vedremo oggi quali saranno le sorti di questo incontro. Ricordiamo una partita parecchio sentita da queste parti. Una sana rivalità che non può che far bene al movimento. Tanto il punteggio rimane sul 2 pari, o meglio 3-2 per Porto Torres, con Radi Dagamin che fa 1 su 2 dalla lunetta. Adesso De Miranda ha recuperato un pallone in attacco Sassari. Occhio al brasiliano, esordio stagionale per il numero 13 che mancava alla partita contro
squadra con cui ha esordito Sassari, ossia l'Amicaci Giulianova, diventata Amicaci Abruzzo. C'era invece in quell'occasione Mendelop de North, che oggi non vediamo in distinta in campo, però c'è Radi Dagamin con Maor Lasri, che tanto bene stanno facendo adesso per Porto Torres, punteggio sul 5 pari. Errore nel servizio di Dandenau per Puggioni, si stava muovendo da quelle parti il numero 14, il servizio della 13 però è leggermente impreciso, e allora è il momento del primo time out di questa gara. 5 minuti 15 secondi alla fine del primo quarto, una piccola pausa, la prendiamo anche noi. Rieccoci, riprendiamo la linea dal Palamura, punteggio sempre sul 5-5, 5 minuti da giocare nel corso della primissima frazione. Qui con Estece palla in mano, fallo commesso dalla difesa. Con Lindblom che va a prendere un tiro da quella che di solito è la sua mattonella, ma stavolta lo sbaglia. E allora Radi, il giovanissimo israeliano a disposizione di Porto Torres, è un classe 2004, prova anche a chiudere l'azione che egli stesso aveva cominciato, trovando però il fischio da parte dell'arbitro. Siamo in debito dei nomi dei direttori di gara, si tratta dei signori Di Piazza da Montecatini e Iaia della sezione di Empoli. Liberi per Dagamin Radi. Segna il primo l'israeliano. Il secondo è out, rimbalzo Berdun con Dinamo Lab che va subito alla ricerca di un attacco. Estece palla in mano, sta arrivando Lindblom, ha servito proprio il numero 8, c'è spazio per Adolfo Damian Berdun, va a prendere un tiro complesso, il rimbalzo però è di Claudio Spanu. Dalla media distanza il capitano della Dinamo Lab, primo vantaggio nella partita per la formazione di Bisin, 7-6. Qua viene fiscata infrazione su Simula, frazione degli 8 secondi. Sassari ha recuperato un altro pallone e per coach Abes basta e avanza questo per chiamare time out.
Rieccoci nuovamente live from Porto Torres. Vi stiamo raccontando Jazz di Porto Torres Dinamo Lab. Partita che vale come seconda giornata del girone A del campionato di Serie A1 di basket in carrozzina. Già tempo di derby per queste due squadre. 7-6 il punteggio per chi attacca in questo momento. Lindblom sotto dai Stece, infrazione dei 3 secondi combinata al giocatore argentino. Allora, quella palla che era stata appena recuperata poco prima del timeout genera una palla persa. Adesso Lasri per la numero 13 Kadi Dendeanu. Radi ancora da Dendeanu, bel movimento di Simula che va a liberarsi sotto le plance. Chiedeva fallo di De Miranda, arriva l'errore da parte del numero 6 rimbalzo e invece del solito Pogenwish. Estece, Berdun ha tanta qualità sul perimetro, la Dinamo Lab prova a sfruttarla, ancora Estece dentro da Pogenwish, grande costruzione della squadra di Bisin che sbaglia però la cosa più facile, poi mette palla in mano a De Miranda che dalla media trova solo il primo ferro. Si resta 7-6 con Porto Torres che ha possibilità di attaccare. Radi prova a prendere il tiro, il numero 11 lo sbaglia e poi con una palla contestata da Simula ad Estece al momento del rimbalzo. Il direttore di gara fischia fallo contro Porto Torres. Si tratta del fallo numero 3 per la formazione casalinga. Adesso Estece, occhio perché pensa anche di prendere la tripla, solo il primo ferro per l'argentino con il numero 4. Adesso Simula. Ancora Porto Torres alla ricerca del punto del nuovo vantaggio. Ottimo rientro difensivo da parte di Pogenwish che porta via un altro pallone, guida la transizione positiva dei suoi fino al canestro avversario, lasciali per Berdun, difficile, sbagli 2 volte di fila, ancora Adolfo Damian Berdun, 9-6 per la Dinamo Lab. Massimo vantaggio nella partita dei sassaresi. Puggioni, Radi, ancora il giovane numero 11, palla in mano. Si fa vedere anche Lasri. De Miranda è più svelto però a togliere il pallone dalle mani del numero 21. Poi Berdun in contropiede. Berdun 11 per la Dinamo Lab. Malika Bess dice timeout numero 2. Rientriamo in cronaca, esaurito anche il terzo timeout di questo primo quarto. Potete anche ad occhio vedere qual è la differenza di profondità dei due roster. Solo Langiu e Falchi in panchina per Porto Torres. Dall'altra parte coach Bisin che ha già fatto qualche cambio, perché vedo Lendom in panchina. È entrato proprio Pogenwish al posto del numero 8, leggermente acciaccato. In ogni caso sono
7 gli uomini a disposizione per le rotazioni di coach Bisin. Pronto a rimettere in gioco adesso il pallone Dagamin Radi, l'israeliano che va con il pallone che diventa buono nuovamente per Dendeanu, che trova il modo di servire Maor Lasri. Primi punti in questa partita anche per il numero 21, 11-8. Da lontanissimo adesso Berdun, una tripla pesantissima quella del numero 14. 14 sono anche i punti della Dinamo Lab. Dendeanu attacca adesso Porto Torres, Stece insegue la numero 13 che però porta bene il pallone, genera una palla persa. L'intervento di Lasri su Spanu. E allora ottimo lavoro difensivo della Dinamo Lab che recupera un altro pallone a colloquio. Potete vedere dalla nostra inquadratura Bisin e Berdun. 54 secondi nel primo quarto. Punteggio sempre sul 14-8. Estece finta il tiro, poi va sotto con un pallone bellissimo per De Miranda. Ha triplicato Leo De Miranda, ma va a fare quello che meglio gli riesce, ossia prendere posizione in mezzo a tanti avversari e trovare il canestro anche nelle situazioni più complesse. Qui però ha avuto un piccolo risentimento, credo un problema al dito, dopo il contatto con Lasri, che ha prontamente chiesto scusa. Il 21 va da Simula, che è bravo a tenere in campo un pallone, poi va addirittura a scontrarsi con il tavolo dei direttori di gara, ma questo è altro per tenere in campo un pallone pesante. Radi sotto da Lasri, ancora Lasri, airball per il 21, poi Dendeanu con Pogenwish. Vediamo cosa dice il direttore di gara con 2 secondi sul cronometro. Non c'è ovviamente discrepanza, ma è importante capire chi sia segnata la rimessa. Il direttore di gara dice Porto Torres che deve inventarsi qualcosa per provare a limare lo svantaggio. Non c'è tempo per il tiro di Lasri, che comunque sarebbe andato fuori. È il momento della fine del primo quarto con coach Abes che si lamenta. Il fatto che non fossero cominciati i 2 secondi, chiedo scusa, un piccolo refuso, in realtà 2 secondi erano rimasti sul cronometro dei 24 e non sul principale. Ne ha ancora 11 Sassari per provare un nuovo attacco. Adesso il direttore di gara però ascolta le proteste di coach Abes. Possibile che vogliano far ripetere la rimessa? C'è il signor Di Piazza da Montecatini adesso a spiegare a Bisin qual è la situazione. Cambia nulla in realtà, si resta sul 16-8, 10 secondi per la Dinamo Lab per costruire l'ultimo attacco del primo quarto.
Pogenwish palla in mano, 3 secondi per Berdun, sotto da Claudio Spanu, segna ancora Sassari e porta a 10 i punti di vantaggio su Porto Torres nel corso del primo quarto. Non ci sta coach Abes, di fatto però il punteggio dice 18-8 alla fine della primissima frazione. Noi un minuto di pausa, poi torniamo per il secondo quarto di GS di Porto Torres contro Dinamo Lab. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Rieccoci dal Palamura a pochissimi secondi dall'inizio del secondo parziale, punteggio 18-8 per la Dinamo Lab, GSD Porto Torres che è provato nei primi minuti, o meglio ha trovato nei primi minuti canestro con regolarità, una cosa che è mancata nella seconda parte del primo quarto. Si traduce nel più 10 di Dinamo Lab, che invece ha attaccato con una certa costanza. Adesso Radi sotto canestro, Radi ha fatto tutto benissimo nella penetrazione, poi però parte male dalla mano destra il tiro del numero 11, il pallone si spegne sul primo ferro, l'ultimo a toccare però è Pogenwish. Allora pallone ancora buono per Porto Torres. Eccolo Radi che viene servito dopo un ottimo pallone dato a Simula. Palla che non entra nel canestro, il rimbalzo è della Dinamo Lab. Estece senza pressione sul perimetro, ancora il numero 4, buono il pallone per Berdun, servizio per Dien. Più un tiro che un passaggio verso Pogenwish, ma il numero 1 è in grado di segnare da ogni posizione del campo. 28 il punteggio. Pogenwish è un colpaccio per la Dinamo Lab, bisogna dirlo. Dopo l'errore da parte di Kadi Dandeneau, è proprio il numero 1 che torna in possesso di questo pallone. E Stece da Berdun, bella palla verso Pogenwish, 4 secondi per l'attacco della Dinamo Lab, ancora Pogenwish, sono 4 i punti consecutivi del giocatore olandese, punteggio sul 22-8, ora prova a scappare la Dinamo Lab. Non entra il tentativo da 3 punti di Radi, si resta 22-8. Guida la transizione ancora Pogenwish. Estece, la tripla pensata dal numero 4 non parte, però è nel tentativo di andare da DN. Porto Torres recupera un altro ottimo pallone in difesa. Dandeneau sotto da Radi, Radi con la difesa forte da parte di Berdun, che impedisce di trovare la via del canestro al numero 11. Già dall'altra parte la Dinamo Lab col solito Pogenwish. Berdun, tanto spazio per il 14, tanto altro per Estece, la sua posizione è quella, stavolta sbaglia, ottimo rimbalzo difensivo da parte di Dandeneau. Canadese palla in mano, vediamo se pensa anche di andare per la tripla, molto sfortunata qua
La giocatrice canadese col numero 13, la palla danza sul ferro prima di finire fra le mani dei giocatori della Dinamo Lab. Poi Radi con un pallone geniale dalle parti di Maor Lasri che mette palla in mano a Pugioni, errore da sotto, ci pensa Dendeniau, canestro e fallo per la giocatrice canadese. Prova a dare ancora un po' di linfa a Porto Torres. 10 i punti per i locali, con la possibilità di andare in lunetta per la giocatrice canadese. Minuti anche per Sjostrom, non lo abbiamo visto in campo nella partita vinta dalla Dinamo Lab contro l'Amicaci Abruzzo. Intanto Dendeniau chiude il personalissimo gioco da 3 punti, riporta i suoi sotto di 11. Pogenwisch pensa alla tripla ma non la lascia partire, un po' di spazio per l'olandese che sceglie Berdun. 11 secondi per l'attacco della Dinamo. Sjostrom, errore da sotto dello svedese e recupero da parte di Lasri. Adesso Radi. 15 per l'attacco di Porto Torres. C'è Dendeniau tanto fuori a chiedere di essere servita e viene accontentata col pallone dell'israeliano che è proprio per lei. Simula, 4 secondi per l'attacco del GSD che diventano 2. Sotto da Lasri, errore in attacco da parte di Gianpietro Simula. Si resta 22-11. La Dinamo Lab con Spanu palla in mano. Pogenwisch, la palla sbatte prima sulla carrozzina, ma il numero 1 è bravo a tornarne subito in possesso. Dien servito da un pallone geniale di Pogenwisch, che poi si lamenta del fatto che il giocatore senegalese non riesca a segnare 2 punti facili. Non si segna da un po'. 5,58 all'intervallo lungo, sono 11 secondi per l'attacco di Porto Torres. Radi con lob, Radi, Dien va a terra, Lasri non riesce a segnare, arriva anche un fischio da parte del duo arbitrale. Con Dien a terra il pallone, vediamo cosa decidono gli arbitri, dovrebbe essere in possesso della Dinamo Lab, così. E appunto 5,46 alla fine del secondo parziale, 22-11 il punteggio di questo secondo quarto. Pogenwisch palla in mano, servito da Berdun che poi va a sistemarsi alla destra dell'olandese, viene servito in questo momento, prova a sfruttare il blocco di Gaias che va a prendersi i primi 2 punti della partita ma non ci riesce. Radi servito da Dendeniau, si muove anche Lasri che però deve pensare al rientrante di Yen. 12 secondi per Radi che gira su se stesso e poi va da Pugioni. Ancora Radi, vediamo se pensa di prendere la tripla, la lascia partire Radi, secondo ferro e Porto Torres che però è brava a guadagnarne altre 14 per andare a concludere. Lasri, ancora lo spagnolo. 22-13, torna sotto la doppia cifra di svantaggio Porto Torres con 5 minuti prima della fine del secondo parziale. Adesso Sjostrom da Pogenwisch, il pallone diventa buono ancora per lo svedese che va a prendersi un tiro dalla media, solo secondo ferro per il numero 5 e allora Pogenwisch, si muove Berdun, dall'altra parte c'è anche Gaias, il pallone torna però dalle parti di Sjostrom che sbaglia ancora, terzo errore consecutivo per lo svedese con la Dinamo Lab che ancora non riesce a segnare. Buono per Porto Torres che pensa come fare per rientrare in questa gara. 22-13, Dendeniau palla in mano. 4 secondi per Simula, sotto da Radi, la personalità del classe 2004. Segna ancora Porto Torres, 22-15, meno 7 per la squadra di coach Malika Bess. Adesso non ci sta Bisin che chiama timeout. 22-15, torna sotto le 7 lunghezze Porto Torres, guidata dal
proprio coach e dagli applausi capienti del suo pubblico. 4 minuti 8 secondi, qualche secondo di pausa per noi, torniamo a time out esaurito. Esaurito il primo timeout di questo secondo parziale, 4 minuti 5 secondi all'intervallo lungo, 7-0 di parziale aperto per Porto Torres, che è passata dal 22-8 al 22-15. Dien per chiuderlo immediatamente, non ci riesce e il rimbalzo è di Simula. Non sarà contentissimo Visin per quest'uscita dal timeout. Adesso Radi, palla in mano per continuare sul 7-0 che sta facendo rientrare Porto Torres in partita. Dendeniau, Radi, ancora il numero 11, va a prendere un tiro difficile, fallo sul giocatore israeliano, 2 dalla lunetta per il giovanissimo classe 2004 Dagamin Radi, ragazzo israeliano che è arrivato quest'anno a Porto Torres, dato subito nella mischia anche per questioni di roster corto, ma sta dimostrando di poterci stare e come in questo campionato. Il giovane giocatore delle selezioni giovanili della nazionale israeliana. Uno su 2 per Radi, diventa 8-0 il parziale aperto in favore di Porto Torres, con la Dinamo Lab che ha bisogno di tornare a segnare se vuole mantenere ampia la forbice di distanza fra le due squadre. Adesso Lindblom tornato sul parquet, serve Berdun, il giocatore argentino va sotto da Dien che torna, o meglio che segna e si iscrive al tabellino dei marcatori. Torna a segnare la Dinamo Lab, 24-16 il punteggio. Dendeniau, Radi, si muove ancora la canadese, Radi va addirittura a prendersi la tripla, palla che balla sul ferro e poi finisce nelle mani del senegalese della Dinamo Lab, Dien. Lo stesso numero 11 a contatto poi con Radi, dall'altra parte però Pogenwish segna per la Dinamo Lab che torna avanti di 10. Pallone recuperato in attacco per Sassari, sanguinosa palla persa per il gest di Porto Torres, che si era costruito piano piano un ponte per rientrare in partita, perso subito però con 3 possessi consecutivi con cui la Dinamo Lab fa parziale aperto di 6-0, 28-16 il punteggio. Errore di Lasri, grande Puggioni che riesce a recuperare per i suoi, 10 secondi per l'attacco della Dinamo Lab. Dendeniau servita da Radi, a 4 secondi per pensare a cosa fare. Radi deve prendere la tripla, lo fa. Solo primo ferro per l'israeliano, con la Dinamo Lab che prova ad andare in contropiede, lo fa col solito Berdun. 30-16, tornano a essere 14 le lunghezze di vantaggio dei sassaresi. Radi, Dendeniau,
prova a sfruttare il blocco di Lasri, è bravo anche a giocare il pick and roll, andarsi a prendere 2 punti che mettono fine alla carenza offensiva di Porto Torres. 30-18, sotto di 12 la squadra del presidentissimo Falchi. Fischio arbitrale e palla persa, fallo in attacco per la Dinamo Lab. Terzo fallo della banda Bisin in questo secondo parziale. Siamo a 58 secondi dall'intervallo lungo. Con Porto Torres che ha bisogno di segnare qualche canestro consecutivo per tornare a sperare di riprendere la partita, anche se, a dir la verità, è ancora lunghissima. 30-18, Radi palla in mano, 10 secondi per l'attacco di Porto Torres. Ancora l'israeliano attaccato però adesso da Robin Pogenwich, fa sotto da Dendeniau, 2 secondi per la canadese, palla sul ferro, rimbalzo offensivo, ancora Dendeniau, doppio errore che condanna Porto Torres al tentativo di contropiede della Dinamo Lab. Ha tanto tempo per pensare a cosa fare Pogenwich, se lo prende tutto, meglio nel senso che non attacca nei primi 10 secondi, va invece Berdun a prendere una tripla leggermente fuori ritmo, la palla non colpisce il ferro, finisce tra le mani di Dendeniau. 8 secondi per l'attacco della canadese, 2 secondi, Lasri deve tirare, Porto Torres, Lasri si lamenta di non essere stato avvisato in tempo, alla fine però è lo stesso epilogo del primo quarto, intervallo lungo che arriva sul 30-18 per la Dinamo Lab. Una bella partita che vi stiamo raccontando qui dal Palamura. Adesso una decina di minuti di pausa per noi, poi torniamo per il secondo tempo di GST Porto Torres Dinamo Lab. Qualità delle materie prime, velocità nel servizio e certezza del prezzo. Dal 1997 il ristorante Bandiera Gialla è punto di riferimento per la pausa pranzo dei sassaresi. Oltre 400 metri quadri e una sala da 300 posti a sedere, perfettamente ricalibrata in periodo di pandemia, offrono il giusto comfort per un ristoro rapido e di qualità. Aperto dalle 12:30 alle 15, da lunedì al sabato, il ristorante offre un'ampia scelta anche per celiaci o intolleranti al lattosio, senza dimenticare l'attenzione verso i bambini, con succulenti menù loro dedicati. La cucina offre un menù a prezzo fisso a 10 euro, composto da un primo, un secondo, un contorno, frutta, pane, dessert e bevanda a scelta. Immancabile la pizza, cucinata dalle mani sapienti di maestri pizzaioli. Il ristorante Bandiera Gialla è anche servizio catering a domicilio e da asporto. Il ristorante Bandiera Gialla è nella zona industriale Predanieda Nord, strada 3 a Sassari, anche in Sarbex. Rieccoci qui dal Palamura di Porto Torres. GSD e Dinamo Lab sono sul punteggio di 30-18 per la squadra che oggi ospite, ossia la Dinamo Lab, squadra che riprenderà il gioco in questo terzo quarto, non prima che il signor Di Piazza abbia avuto il check degli arbitri, o meglio del tavolo degli arbitri. Cominciato adesso il terzo periodo, primo pallone per la Dinamo Lab. Attacco che è inefficace, quello da parte di Estecia Canestra. Allora Dendeniau, bella palla per Radi, un po' di spazio per la penetrazione del numero 11 che quando ha spazio è veramente super efficace. 30-20 il punteggio, torna sotto di 10 Porto Torres. Bella palla di Berdun per De Miranda, attaccato, va su una ruota per prendere posizione e tirare dal punto più alto possibile. Trova anche il fallo della difesa, nonostante la palla non
fosse entrata al canestro. Saranno quindi 2 i liberi per Leo De Miranda, se viene considerato fallo su tiro. Così non è. E comunque primo fallo del quarto per il Jazz di Porto Torres, che non ne ha commessi nel terzo. Nel secondo, chiedo scusa. Il primo del terzo arriva dopo meno di 40 secondi. No, perché viene cambiata la decisione dell'arbitro. Allora mi perdonerete per l'errore. 30-20 il punteggio. Porto Torres in attacco con 7 secondi a disposizione di Dendeniau, che va sotto da Radi con una palla geniale. Radi accompagna il pallone al canestro. Errore dell'israeliano. Dinamo Lab in piena transizione positiva con Adolfo Damian Berdun, che segna i primi 2 del terzo parziale per l'argentino. 32-20 davanti di 12 la Dinamo Lab. Radi. C'è Lasdri che combatte con Estece, dall'altra parte invece Simula, libero di colpire a canestro. Tra gli applausi del Palamura si torna a meno 10, 32-22. De Miranda, un cambio gioco completo che vede Berdun protagonista, l'assist per Spanu, doppio ferro, e Dinamo Lab che cattura il rimbalzo offensivo ancora con Leo De Miranda. Estece, un po' di spazio per l'argentino, sotto da De Miranda, ancora Leandro De Miranda, 34-22. Adesso Radi in attacco Porto Torres. Ancora il giocatore israeliano alla ricerca di una soluzione. Va sotto da Dendeniau, un po' sfortunata qua la giocatrice canadese. La Dinamo Lab ha scelto la via del contropiede, ancora con Adolfo Damian Berdun. Mettere una palla pesantissima che vale il più 14 alla fine, o meglio a 7,5 dalla fine del terzo parziale. Radi da Simula, ancora dalla zona Simula, colpisce però il primo ferro, il numero 6 di casa. Riesce neanche ad impedire il blocco, o meglio a cercare il blocco verso Lindblom. De Miranda allora corre con il pallone, poi va da Berdun, la tripla dell'argentino, non c'è fallo sul numero 14, la palla colpisce il primo ferro e poi va fuori. Dendeniau, rimbalzo della canadese, la stessa che porta il pallone fino a oltre la metà campo. Fallo fischiato contro Lindblom. Secondi per attaccare di Porto Torres, diventano 14. Adesso Dendeniau alla tripla della canadese, far festeggiare il Palamura. 36-25 dice il punteggio. Torna a meno 11 Porto Torres. De Miranda subito per provare a restituire la tripla in faccia a Dendeniau. Molto meglio però quella della numero 13 che ora porta il pallone. 6:25 alla fine del terzo parziale. Si fa perdonare subito il brasiliano che porta via il pallone e poi guida o meglio il contropiede. 38-25 Dinamo Lab. Radi, un po' di spazio per l'israeliano, sotto da Simula, attaccato da Leo De Miranda. Dice fallo il signor Yaya. Miranda ad ampi gesti dice di aver solo contestato il pallone, non dello stesso avviso l'arbitro. 6 minuti spaccati alla fine del terzo parziale. Gianpietro Simula in lunetta per il GS di Porto Torres.
stava andando in lunetta. Simula per il fallo subito da De Miranda. Il direttore di gara non considera fallo su tiro, allora rimessa per la formazione turritana. Radi da Dendeniau. Si muove la canadese, 2 secondi per il tiro e airball per la Dendeniau. La palla ce l'ha ancora Porto Torres, il cronometro però è fermo in ogni caso. Porto Torres, o meglio Sassari ha recuperato il pallone con Estece. Dendeniau a contestarlo fino alla fine e arriva l'infrazione degli 8 secondi. Gran bella palla recuperata. Una dedizione dalla giocatrice canadese. Pugioni per Simula. Dendeniau da Radi, con Lasri a tentare il blocco su De Miranda. Si va invece da Dendeniau. Allora Radi, un secondo, deve tirare l'israeliano, lo fa con una parabola veramente complessa e soprattutto fuori ritmo. Difficile far canestro così. Si resta 38-25 per la Dinamo Lab, che ora ha anche possibilità di attaccare. Lindblom da Estece, prende il tiro l'argentino, doppio rimbalzo sul ferro per il numero 4 che ha provato la tripla dalla sinistra. Qua intanto c'è Simula a terra con Dendeniau che stava penetrando verso il canestro. Tutto fermo però, palla che tornerà fra le mani di Porto Torres. Radi da Pugioni. Dendeniau torna dall'israeliano. 5 secondi per Porto Torres. Radi deve prendere il tiro, lo lascia partire. Estece lo contesta con fallo. Ha praticamente esaurito il tempo a disposizione di Porto Torres. Ma Radi nel tentativo di tiro trova il fallo e allora va in lunetta. Fuori il primo per l'israeliano. Zero su 2 per Radi, rimbalzo della Dinamo Lab con De Miranda che porta via il pallone il più velocemente possibile. De Miranda, isolarsi, a cercare un po' di spazio, a pensare a cosa fare. Servire Berdun, 10 per l'attacco della Dinamo Lab, una palla magica di Berdun. Lindblom l'aveva capita, ma leggermente impreciso il servizio dell'argentino. E allora Porto Torres che recupera con Radi. Ancora Radi, bella penetrazione del numero 11 che poi però sbaglia da sotto canestro. Un vero peccato, aveva fatto tutto benissimo il neo acquisto di Porto Torres, uno dei migliori della partita del GSD. Lindblom, fallo e canestro per lo svedese, l'ex giocatore del più Envelé. Trova sia il fondo della retina che il fallo della difesa. È il primo, stavolta sì, del quarto per Porto Torres, con Lindblom che non chiude il personalissimo gioco da 3 punti e Porto Torres che riparte nonostante il tentativo di Estece di chiudere quella manovra. Dendeniau va sotto da Simula, l'ha capito prima De Miranda che porta via il pallone ma subisce fallo. Il fallo è di Radi, è il fallo numero 2 di Porto Torres.
Sassari che ricomincerà con Spanu palla in mano. 3 minuti e 48 prima della fine del terzo periodo. Estece non lascia partire la tripla. Berdun finta il passaggio per Spanu, va invece da De Miranda. 12 secondi, il brasiliano prende il tiro e segna un gran bel canestro. 40-25 più 15 Dinamo Lab. Non deve mollare adesso la formazione di casa, anche se la montagna da scalare sembra veramente altissima. Dendeniau per provare a rientrare anche in minima parte. Sfortunata qui la canadese, trova solo il primo ferro. Dall'altra parte c'è De Miranda che guida la transizione dei suoi. Prende posizione fuori Lindblom, servito, e si va da Estece. 8 secondi per l'attacco della Dinamo Lab. Lindblom, un tiro libero in movimento, secca la retina. 44-25. (2:50 alla fine del terzo parziale). Simula errore, ma fischio degli arbitri. Vediamo cosa dice direttore di gara. Fallo. Fallo numero 4, o meglio 5, chiedo scusa, della difesa della Dinamo Lab. Bonus esaurito e Simula pronto in lunetta. Dentro il primo per il numero 6. Due su 2 per Gianpietro Simula. 44-27 dice il tabellone. Estece va da Lindblom che sbaglia da sotto, si resta 4-4-2-7, poi contropiede tentato da Porto Torres con Radì che non riesce a controllare un pallone oggettivamente complesso. A 2:24 dalla fine del secondo parziale, momento di rotazioni per la Dinamo Lab. Fuori Estece, Lindblom, dentro Magri e Pogenwish. Lo stesso numero 1 che si occupa della costruzione offensiva sassarese. Bella palla per De Miranda con Simula che non chiude in tempo. Segna ancora la Dinamo Lab. 46-27. Sono 19, massimo vantaggio Dinamo. Radì un po' battezzato qui dalla difesa della Dinamo Lab, con Berdun che non interviene. Arriva comunque l'errore. Si resta 46-27. Berdun da Magri, poi Pogenwish. Arriva però il fischio del signor Di Piazza. Terzo fallo per Porto Torres. Pogenwish, Berdun, 9 secondi per l'attacco della Dinamo Lab. De Miranda, solo secondo ferro per il brasiliano, e allora si resta 46-27. Lasri, ancora il ventenne giocatore spagnolo ad andare dall'israeliano Radì. 6 secondi per l'attacco della Dinamo Lab. Da sotto Radì, un gran bel canestro del 18enne israeliano. Torna a segnare Porto Torres. 46-29 dice il tabellone. Una tripla tentata qui dalla Dinamo Lab. Palla che torna in mano a Radì, che va da Dendeniau. Ancora la numero 13,
Tentativo di andare da Radi, il pallone arriva all'israeliano, poi Lasri in caduta con la palla che esce di pochissimo dopo aver sfiorato il ferro. Fallo però su Lasri. Viaggio in lunetta per lo spagnolo col 21. Fuori il primo. Il secondo va dentro, torna a meno 16 Porto Torres. Adesso Pongenwish, meno di 35 alla fine del terzo parziale. Il pallone ce l'ha ancora l'olandese. Verdun non prende la tripla, trova sotto Magri. Segna Magri, si iscrive al tabellino dei marcatori di questa partita. Anche il numero 0. 48-30 dice il punteggio. Radi. Dagamin Radi, ancora la palla in mano. 11 secondi per l'attacco di Porto Torres. Bella traccia dove c'è Dendeniau, molto sfortunata qua la canadese. Doppio ferro prima del rimbalzo di Pongenwish. Poi Verdun con l'israeliano Radi che prova a dar fastidio, ma il pallone ce l'ha ancora Verdun. Non c'è tempo per la tripla di Spanu, che comunque sarebbe andata sul primo ferro. Terzo parziale esaurito sul 48-30, 2 minuti di pausa, poi torniamo per l'ultimo quarto del derby. Gesti Porto Torres contro Dinamo Lab. Riprendiamo la linea, 33 secondi prima della fine, o meglio, è quello che diceva il cronometro. I minuti prima della fine sono 10 e Porto Torres è sotto di 18 e ha bisogno di una virata decisa se vuole provare a rientrare in questa partita. Per la Dinamo Lab invece è il momento di premere definitivamente sull'acceleratore per chiuderla. Vedremo cosa ci regaleranno questi ultimi 10 minuti di partita. Pongenwish palla in mano, va a prendere il tiro l'olandese, stavolta lo sbaglia ed è una notizia. Si resta 48-30. Puggioni prende il tiro, Puggioni, 2 ferri e palla in mano a Pongenwish. Bella palla di Verdun per Magri, non l'ha capita in tempo il numero 0 nel momento di bloccarla, è sfuggita dalle mani. Si resta 48-30, terzo attacco inefficace del parziale, dopo un minuto si resta 48-30. Radi va a prendersi una tripla complessa e la sbaglia anche se non di molto, ma rimbalzo ancora di Porto Torres. Radi, vediamo se ne prende un'altra, va invece sotto da Lasri, sfortunatissimo qua lo spagnolo. Pongenwish. Attacca decisa la Dinamo Lab con questo pallone per Verdun, ferro e poi canestro. Altri 2 per la Dinamo Lab, altri 2 per Adolfo Damian Verdun. Dendeniau da Puggioni, errore nel servizio per Lasri con Pongenwish che esce, palla in mano per Magri. Il tentativo di andare da Claudio Spanu è efficace, con 14 secondi ancora a disposizione il capitano della Dinamo Lab va a cercare e trovare Leandro De Miranda, poi Pongenwish, il pallone ancora sotto dall'olandese per Spanu. Ha giocato benissimo tutta la costruzione di questa azione la Dinamo Lab, con Verdun che aveva liberato Spanu.
errore, poi da sotto che rovina la bellissima trama creata dai giocatori dei Besin. E anche un fischio del direttore di gara, che significa primo fallo del quarto per la Dinamo Lab. Radi da Dendeniau, ancora Lasri sotto da Pugioni, che però non aveva seguito la giocata del compagno. E allora Pogenwish, Magri, De Miranda gioca bene la Dinamo Lab, non si può dire il contrario. C'è da dire però che è un po' fredda sotto canestro. 50-30 al punteggio. Pogenwish palla in mano. De Miranda, prendere la tiro dalla media, ancora Leo De Miranda. Momento di time out per Abbas, time out necessario anche per noi. Riprendiamo la linea live dal Palamura di Porto Torres. 7-14 alla fine della partita, 52-30 dice il punteggio in favore della Dinamo Lab. Sta viaggiando dritta verso la seconda vittoria su 2 in questo campionato. Vittoria prestigiosa, soprattutto se consideriamo che quello che si sta giocando è un derby molto sentito. Secondo fallo della Dinamo Lab, Pugioni palla in mano, Radi sfrutta il blocco di Pugioni ma arriva subito Berdun, il blocco di Simula, chiedo scusa, adesso Radi dentro da Simula, Pugioni, bellissima manovra creata da Porto Torres. Poi Simula ha fatto tutto benissimo, andando a rubare il pallone a Pogenwish con fallo, secondo il signor Di Piazza. E allora si resta no, il fallo lo ha subito Simula, infatti. Segnalazione del signor Di Piazza con la mano verso destra. Ma Simula il fallo lo ha subito, i punti li ha segnati e chiude il suo personale gioco da 3 punti, portando i suoi ancora sotto di 19. Pogenwish da sotto canestro, l'ultimo a toccare è proprio il giocatore della Dinamo Lab. Porto Torres ne ha recuperato un'altra. Momento di cambi anche per la Dinamo Lab. Torna in campo il senegalese di Yen, fuori tra gli applausi dei suoi sostenitori, Leandro De Miranda. Radi da Dendeniau, ancora la canadese per Radi, un po' di spazio per il giocatore israeliano che fulmina la retina e fa 5-2-3-5. 6 minuti alla fine, Berdun palla in mano.
4 secondi per l'attacco della Dinamo Lab. Pogenwish e Stece, un secondo per tirare, lo fa. Trova però il primo ferro, rimbalzo ancora dell'argentino, il pallone sotto da Spanu che non perdona. 54 per la Dinamo Lab. Adesso Radi. Dendeniao, 8 secondi per l'attacco della Dinamo Lab. Gioco che viene interrotto perché Simula, dopo uno scontro, è andato a terra, ma con 7 secondi a disposizione sarà ancora Porto Torres poter attaccare. Si muove Radi, servito adesso il numero 11, inseguito però da Pogenwish che gli tocca il pallone in out. Ultimo a toccare proprio il giocatore olandese. E allora 2 secondi per la Dinamo Lab, per Porto Torres, chiedo scusa, con Pugioni che finalmente segna il canestro del 5-4-3-7. Verdun. Ancora il numero 14. 8 secondi per l'attacco della Dinamo Lab. E Stece. Fuori, ottimo rimbalzo da parte di Pugioni che poi mette palla in mano a Dendeniao. Terzo fallo Dinamo Lab con 4,46 da giocare nel corso dell'ultimo parziale. Dendeniao. Bella traccia per Pugioni. Pogenwish non fa in tempo a chiudere il numero 6 di Porto Torres. Ottima trama costruita dai turritani. 5-4-3-9. Serve un miracolo ora a Porto Torres per rientrare in questa partita, ma la via è questa. Serve anche un'applicazione difensiva che finora è purtroppo mancata. Dendeniao, Verdun porta via questa palla. È un fallo intelligente, quello della numero 13, con Pogenwish pronto a depositare a rete il punto del 5-6-3-9. Porto Torres non aveva ancora commesso falli. Intanto c'è Uras in campo per la Dinamo Lab, giovanissimissimo, classe 2007. Scambia con Verdun. Si torna da Uras, può prendere il tiro il numero 46 e far esultare tantissimo tutti i sostenitori della Dinamo Lab. I primi punti del campionato per Cristiano Uras. Lasri da Dendeniao, 11 secondi per l'attacco GSD. Ancora Lasri, ha preso pochi di questi tiri lo spagnolo purtroppo. Una mano leggerissima e porta i suoi sul 56-41 meno 15. 3,39 da giocare. Spanu con la tripla, solo primo ferro e rimbalzo per Radi. Scontro con Uras non considerato falloso. Il blocco da parte di Simula. Si va da Dendeniao. 10 secondi per l'attacco di Porto Torres. Ancora la canadese, palla in mano, deve pensare a cosa fare. Mancano 4 secondi. Prende il ferro, ne altri 14 adesso Porto Torres. Pugioni in una situazione complicata, ne esce con una palla persa a Porto Torres. Difficile fare di più per Pugioni. Triplicato sotto canestro. Adesso Verdun, 3 minuti alla fine. Ancora Dinamo Lab, palla in mano. Pogenwish. Spanu prende il tiro dalla media, il capitano della Dinamo Lab. Il rimbalzo è per Dien, che non fa muovere nemmeno di un soffio la retina e segna il 58° punto dei suoi. Radi. All'altra parte si sta muovendo Pugioni. Radi va proprio dal numero 14, anticipato da un grande intervento di Pogenwish, che adesso lascia il terreno di gioco per Lindblom.
Applausi meritatissimi quelli per Robin Pogenwish. 5-8-4-1. Prende la tripla. Radi. Serviva questo a Porto Torres, anche se dovesse trattarsi di rendere meno amara la sconfitta. Ma il punteggio dice 58-44 e partita ancora non in ghiaccio. 14 di vantaggio per la Dinamo Lab quando mancano 2 minuti alla fine. Radi. Serve un attacco deciso da parte di Porto Torres. Radi cambia lato da Dendeanu con una palla bellissima, tanto quanto complicata. Pugioni, 3 secondi per Porto Torres. Dendeanu, Lasri deve tirare e trova il fondo della retina. Prova a regalarsi un finale di partita infuocato Porto Torres. Adesso Lindblom deve segnare la Dinamo Lab se vuole chiudere sul nascere le speranze dei turritani. Berdun, adesso vediamo se prende tutto il tempo a disposizione. Si accusa immediatamente del fallo, simula 1 minuto 26 secondi con la Dinamo Lab che ne avrà 14 per chiudere l'attacco. Uras, Lindblom. Buono il numero su Radi, poi Spanu, fischio del direttore di gara. Dovrebbero essere 2 per Spanu. Un minuto e 19 alla fine. Dentro il primo per il capitano della Dinamo Lab. Dentro anche il secondo dopo una danza sul ferro. 60-46. Sapore di sentenza con 1 minuto e 14 da giocare. Radi. Dieci per l'attacco di Porto Torres. Dendeniau. Radi può ancora essere servito. Arriva adesso la palla all'israeliano. Prende una tripla a gioco fermo. Fallo della Dinamo Lab. Dovrebbe essere il quinto. Infatti è così. Con Dendeniau che va in lunetta. Esaurito il bonus per la formazione di Bisin. Sbaglia il primo la canadese. 0-2 in un momento chiave della partita per Dendeniau. Prova ad approfittarne subito la Dinamo Lab con Uras sotto canestro. Uras dimostra di non essere in campo solo perché è giovanissimo, merita di stare nella squadra allenata da Bisin. Il numero 46 ne segna altri 2. Pugioni, servito da Radi, ancora dal numero 11 il pallone con Dien che non riesce nella chiusura difensiva. Rimbalzo però è per Berdun che torna da Uras. Un po' di spazio adesso per il numero 46 che con esperienza decide di aspettare prima di andare da Lindblom. Poi Dien viene punito per infrazione dei 3 secondi. E allora, possesso recuperato da Porto Torres. 16 secondi da decidere, c'è solo quello che sarà il punteggio finale. Radi. Probabilmente garbage time, quello a cui stiamo assistendo, con Lasrik che va comunque a prendersi la tripla. Segna 3 punti, arriva anche
La sirena che decreta la fine di questa partita. Vince la Dinamo Lab 62-49. Una buona prova corale quella della formazione di coach Bisin. Porto Torres paga un roster che è ancora molto corto. Comunque la reazione finale può e deve far sorridere coach Malik Abbas. Intanto dal Palamura è tutto. Io ringrazio Nicola Piras per le immagini che vi sono arrivate dal Palamura. Grazie anche a voi per essere rimasti con noi fino a questo momento. Da Porto Torres è tutto. Mi raccomando, rimanete collegati sui canali di Directa Sport.